Questo è un documento che andremo a votare, molto importante per la nostra regione, per la programmazione, appunto parliamo del documento di economia e finanza regionale. A mio avviso con questo documento, con questa programmazione si poteva fare di più, è già stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, mi soffermerò brevemente su alcuni punti. La questione, ad esempio, dell'ambiente. La questione dell'inquinamento dell'aria in particolare. Allora, a mio avviso, non adottiamo sufficienti misure per combattere una delle cose, a mio avviso, più eh, gravi che affligge la nostra regione, che è l'inquinamento dell'aria. Spesso in quest'Aula parliamo di molti altri temi, di molte altre emergenze. I giornali stessi parlano di molte tematiche, parlo della questione immigrazione, della questione della sicurezza. In realtà, se andiamo a vedere i numeri che importanti agenzie europee, parlo dell'Agenzia Europea sull'Ambiente, ci danno in merito al problema sanitario causato dall'inquinamento che abbiamo in Veneto da oltre 15 anni, ci rendiamo conto che questa è la vera emergenza, di cui parliamo poco e a mio avviso ancora troppo sottovalutata. L'Agenzia Europea per l'Ambiente il 30 novembre scorso ha pubblicato un rapporto importantissimo che dice, dopo anni di studio, che risulta che nel 2012 in tutta Europa sono morti 480.000 cittadini europei prematuramente a causa dell'inquinamento dell'aria. Questa agenzia dice che in Italia nello stesso anno i morti sono 82.000. Il rapporto parla di grossi problemi in pianura padana, quindi queste morti premature sono concentrate nella pianura padana. Siamo sotto procedura di infrazione, ci hanno condannato come Stato membro a dicembre del 2012, nel luglio dell'anno scorso hanno aperto una nuova procedura di infrazione, rischiamo adesso di essere condannati e di pagare le sanzioni europee che non vengono mai date alla prima condanna ma solo in caso di recidiva. Si parla di circa 1 miliardo di euro, colleghi. Quindi a mio avviso sarebbe meglio che questi soldi che dovrebbero poi sborsare i cittadini, non solo del Veneto ma dello Stato italiano, venissero spesi non in sanzioni europee ma in investimenti utili a combattere l'inquinamento dell'aria e sull'inquinamento dell'aria potremo fare molto di più. Mi riferisco ad esempio al piano energetico che dovrà essere approvato. Il piano energetico verrà coordinato col piano dell'aria, di tutela e risanamento dell'aria. Stiamo puntando, a mio avviso, troppo su alcune fonti rinnovabili ma che creano problemi, tipo le biomasse. Le biomasse creano grossi problemi di inquinamento. Io credo dovremmo investire di più per dare degli incentivi e puntare soprattutto sulle fonti rinnovabili che non hanno effetti collaterali, perché altrimenti rischiamo di cercare di dare un aiuto a obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici, ma di dare invece il colpo di grazia a quello che è invece l'inquinamento atmosferico. Quindi a mio avviso tirar fuori soldi e investire per combattere l'inquinamento dell'aria vuol dire aiutare anche quello che è la bolletta sanitaria, che sappiamo che incide per la maggior parte, parliamo di 86% sul totale delle spese del bilancio della Regione del Veneto. Quindi è un doppio investimento: evitare sanzioni europee, tutelare la salute e fare prevenzione anche sanitaria. La stessa cosa, naturalmente c'è anche un mio emendamento su questo tema molto importante. L'altra questione è quella dell'inquinamento delle falde acquifere. Anche qui sarebbe molto importante, per evitare la propagazione degli inquinamenti in atto in Veneto, e purtroppo sono molti, praticamente in tutte le province ormai si contano inquinamenti delle falde acquifere, dare quelle cifre necessarie e individuare le fonti primarie di inquinamento in modo da chiudere il rubinetto dell'inquinante, spesso cancerogeno. Mi riferisco ad esempio a un grosso inquinamento che investe 4 comuni in provincia di Treviso, inquinamento da mercurio della falda acquifera, per non parlare dell'inquinamento da PFAS
sostanze perfluoroalchiliche che sono interferenti endocrini, quindi creano problemi alla salute, relativi alle province di, in particolare, Vicenza, Padova e Verona. Poi la questione della lotta ai cambiamenti climatici. Anche qui abbiamo dovuto sborsare parecchi soldi per contrastare fenomeni dovuti ai cambiamenti climatici. Parlo delle abbondanti piogge, inondazioni, quindi alluvioni, ma anche la novità che non c'era, noi non conoscevamo la parola tornado associata al nostro territorio. Adesso purtroppo la dobbiamo usare, e questo a causa di un cambiamento climatico sempre più evidente. Anche qui, a mio avviso, in questo documento c'è molta carenza di interventi utili ad affrontare i cambiamenti climatici. Poi, è stato ricordato prima anche da dei colleghi, il consumo del suolo. Consumo del suolo che a mio avviso va a pari passo con la tutela dell'agricoltura. Anche qui abbiamo fatto poco, anche qui non è previsto molto, anche qui si sono spese molte parole, però nei fatti a mio avviso deve esserci maggiore impegno. Anche con la nuova legge sul consumo del suolo dobbiamo puntare ed avere più ambizione rispetto all'attuale testo. E sulla biodiversità, anche qui siamo ancora indietro. È stato fatto poco, quello che è stato fatto non è stato concluso, mancano importanti piani di gestione relativi alle aree protette dalla rete Natura 2000 che l'Unione Europea appunto ha voluto che in collaborazione con la Regione venissero tutelate. Non ci sono i piani di gestione. Poi per quanto riguarda anche la tutela della biodiversità, nella fattispecie della fauna selvatica, anche qui siamo indietro, non tuteliamo a sufficienza le zone di protezione speciale, abbiamo delle zone e delle specie attualmente oggetto di attività venatoria che sono in declino, che meriterebbero, questo in base anche a dei documenti, delle norme dell'Unione Europea, dei piani di gestione. Questo ancora non è stato fatto. E sicuramente bisognava puntare, a mio avviso, qualche collega ha presentato anche degli emendamenti, di più sull'agricoltura a basso contenuto di chimica, sull'agricoltura biologica. Abbiamo degli investimenti importanti in Veneto concentrati in agricoltura, ma solo su certi settori, ad esempio il settore del vino. Il settore del vino, che sappiamo è un settore molto importante per l'economia del Veneto, però è una delle colture che è ad alta incidenza di utilizzo di pesticidi e di prodotti chimici, quindi ci sono degli effetti collaterali molto importanti che andrebbero valutati meglio. Anche qui, anche grazie a quello che ci chiede l'Europa e anche lo Stato, dovevamo puntare di più, anche in termini di investimenti, su quell'agricoltura più compatibile con l'ambiente, anche per tutelare maggiormente la biodiversità. Abbiamo portato anche il problema del glifosate con una interrogazione, e si poteva vietare perlomeno nei centri urbani, è un prodotto riconosciuto anche cancerogeno. Anche qui ancora non sono state date risposte, potremmo fare di più sicuramente. E poi, per non parlare anche del turismo, quello sostenibile, turismo ambientale, quello che potrebbe portarci veramente molti turisti. Noi abbiamo un ambiente che veramente si presterebbe a coltivare maggiormente questo tipo di turismo. E vado verso la conclusione parlando dell'ultimo punto, che è quello relativo allo scarso, a mio avviso, impegno della nostra regione, dell'attuale amministrazione, ma anche delle passate, verso quello che è il problema dell'infiltrazione criminale e mafiosa nella nostra regione. Purtroppo è un problema, a mio avviso, che difficilmente viene affrontato con il giusto impegno. È di difficile soluzione, come tutte le cose difficili, spesso viene accantonato, no? Però mentre noi non ci occupiamo di questo tema, la magistratura ci dice che il fenomeno è molto presente. Basta leggere i giornali e settimanalmente ormai ci sono sequestri di terreni, sequestri di appartamenti, sequestri di case a mafiosi. Qua in Veneto
provincia di Venezia, di Vicenza, di Treviso, eccetera, eccetera. Quindi a Padova, ma l'elenco è completo. Abbiamo una norma, anche qui inapplicata, la legge 48 del 2012, prevedeva ad esempio l'istituzione della stazione unica appaltante, prevedeva l'istituzione in consiglio regionale, quindi da parte nostra, dell'osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza. Questa legge del 2012 non è stato fatto ancora, ma c'erano altri adempimenti che non sono stati fatti. Dovevano essere concessi dei contributi a organizzazioni di volontariato, poi la prevenzione e il contrasto in materia ambientale, fare degli accordi su questo, poi iniziative di formazione rivolte a bancari, lavoratori, professionisti e pubblici dipendenti, iniziativa di formazione rivolte a docenti e altri operatori di sistema, introduzione, formazione e coinvolgimento di studenti di ogni ordine e grado, finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese per prevenire il ricorso all'usura, contributi agli enti assegnatari dei beni confiscati, poi definire modalità di gestione del fondo di rotazione per l'estinzione di ipoteche e altri gravami trascritti sui beni confiscati e del fondo di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, interventi a favore delle vittime, presentazione alla Commissione consigliare della relazione prevista dall'articolo 19 che indica tra l'altro interventi e iniziative posti in essere ai sensi della legge. Quindi sicuramente erano degli investimenti da fare, perché sarebbero, a mio avviso, investimenti minimi, niente probabilmente, rispetto ai danni che vengono causati dalle infiltrazioni mafiosi all'economia del Veneto. Quindi anche questi sono soldi che sono un investimento. Paghi uno ma porti a casa 100, perché il livello di infiltrazione è a livelli che ormai difficilmente si riesce a contrastare. Siamo in ritardo, andavano fatti anche questi interventi. Quindi sicuramente è una proposta che ha alcuni contenuti molto importanti, però non ci siamo ancora sui temi che riguardano la tutela dell'ambiente e della salute e anche sui temi che riguardano il contrasto alla criminalità. Grazie.